È successo che, trovando una scusa, è entrato in casa. Il cane era spaventatissimo, tra l'altro, infatti è quasi svenuto il cane, povera bestia. Poi ho cominciato a parare colpi a destra e a sinistra perché voleva assolutamente i soldi. Io ho detto: i soldi non ce ne sono, ma lui continuava ad insistere. Poi ho cominciato a mettere il suo quadro a casa, così quando ha trovato quello che gli serviva, 2 cellulari che si è portato via più 50 €. Sono stati attimi concitati in questa casa di via Po a Fontane di Villorba, dove un 42enne del posto ha fatto irruzione in piena notte, rendendosi autore di una vera e propria rapina. All'interno dell'abitazione ci sono la donna con cui ha una relazione, la signora Doriana, e le sue 2 sorelle. A noi non ci ha toccato, gli ha preso il cellulare dalle mani mia sorella, ha dato la stufa, ha battuto, ha fatto su casino come fa di solito lui, perché voleva a tutti i costi che gli dessimo dei soldi, tutto Ma qua. perché voleva questi soldi? Voleva dei soldi perché gli servivano per un motivo di dipendenza. L'uomo fugge in bicicletta e viene rintracciato poco dopo in via Trieste, sempre a Villorba, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, e qui si apre un altro capitolo perché nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio viene trovata una Santa Barbara, 2 scatole con 82 proiettili calibro 22, 2 di calibro 38, un visore notturno, una bottiglia in vetro con dentro cloroformio, un rilevatore di metalli preziosi, una balestra con tanto di frecce. Il sospetto degli inquirenti è che l'uomo sia autore di altri furti perpetrati in zona. Io ringrazio infinitamente i carabinieri per aver portato a conclusione questa operazione e per rendere anche un po' più sicuro il nostro territorio. Il 42enne ora è in carcere a Santa Bona, ma è la stessa Doriana a chiedere un aiuto per liberarlo dal gioco della droga. Io ho chiesto anche all'avvocato: aiutatelo, cioè non lasciatelo in carcere. Infatti dovrebbe uscire a momenti con la sorveglianza però, perché giustamente a me non mi ha detto così l'avvocato, che dovrebbe uscire a giorni con la cavigliera, poi sarà sorvegliato a distanza e resterà a distanza anche da noi. Le dice aiutatelo a superare la dipendenza. Sì, esatto, è una cosa importante, lui non è un delinquente, non lo sarebbe nemmeno se non fosse per quello schifo. Ti assicuro che è uno schifo quella roba. Io la perdono, sì, ma stiamo scherzando, ma neanche a dirlo. Cioè, penso di essere l'unica che forse conosce veramente lui, forse, in parte.